Siamo qui con Pistelli, una partita a dispetto del risultato comunque aperta fino all'ultimo, con un rigore sulla tua stecca che poteva riaprire i giochi a 1 minuto e 49 secondi dalla fine. Come giudichi la prova dei tuoi? Sì, hai detto bene, siamo rimasti lì, siamo partiti in vantaggio, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, poi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. È chiaro che il gioco loro l'hanno fatto più di noi, ma sulle ripartenze volevamo essere più cattivi, metterli più in difficoltà. Abbiamo sbagliato un po' troppi gol secondo me, anche io testa a testa prima del rigore, quindi diciamo che sono 2 gol che se li facevo sicuramente veniva fuori un altro risultato. Dispiace perché comunque ci, ci stava un pareggio, cioè alla fine siamo stati bravi in difesa e loro hanno fatto più gioco, ma non sono mai stati così diciamo pericolosi, ecco. Poi è chiaro, il nostro portiere è stato bravo, però abbiamo avuto qualche occasione che dovevamo sfruttare meglio e sinceramente anche io personalmente devo fare qualcosa di più, ma comunque sono tranquillo, il campionato è iniziato adesso, diciamo che per ora va bene tutto. Una squadra con diversi giovani, questo Sarzana, 2 senatori e praticamente il resto sono ragazzi abbastanza giovani, ho visto. Dove può arrivare questo Sarzana e cosa ti aspetti da loro? Ma sicuramente noi l'obiettivo è sempre far crescere i giovani. Adesso oggi avevamo 2 ragazzi del primo anno Under 17 ed è una cosa particolare perché io l'anno scorso li allenavo, essendo allenatore dell'Under 15 li allenavo e ora giocano con me, quindi è una cosa diciamo particolare, ecco. Però diciamo che l'obiettivo è far crescere i giovani, poi è chiaro che cerchiamo di divertirci, anche io personalmente cerco di divertirmi, cercare di arrivare il più in alto possibile, cercare di dar fastidio a squadre più attrezzate di noi, vedendo come siamo messi, qual è il nostro sviluppo, ma chiaro, una salvezza tranquilla, vogliamo raggiungerla al prima possibile per poi cercare di stare tranquilli.